Facci facciamo un attimo di silenzio. Offriamo questa Eucaristia per tutte le vittime, tutti i morti, tutti i defunti che hanno passato questa vita a servizio della patria, che hanno svolto un servizio qui nel nostro battaglione, nel nostro reggimento fin dalla sua origine. E poi ricorderemo anche alcuni compagni di strada più o meno vicini a noi che hanno calcato anche questa piazza d'armi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per questo ha ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù ha voluto in me per primo dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Ripetiamo insieme: sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta nei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Ci alziamo in piedi. Alleluia! 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 Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia! 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 Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate dicendo Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile ad un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore. Vi sedete un momentino soltanto, non voglio farvi tribolare sotto il sole più del dovuto. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è un albero cattivo che produca un frutto buono. Con questa frase si è aperto il brano del Vangelo di oggi ed è un po' quello che dovremmo tentare di leggere non soltanto in noi stessi, ma anche e soprattutto quando ci mettiamo di fronte all'altro. Il saper valutare le persone e le cose per quello che sono nella realtà, per quello che il loro cuore dice e sceglie. Io non sono convinto fino in fondo che ci siano uomini estremamente cattivi. Ci sono, questo sì, ci sono uomini malvagi, che è diverso. La malvagità è qualcosa che non solo nasce dal cuore, ma pervade il cuore e l'esistenza dell'uomo. La cattiveria noi la mettiamo anche questa nei nostri giudizi, però rivolgendola non agli intenti del cuore, ma magari agli atteggiamenti e comportamenti, a qualche momento particolare della sua esistenza, della sua vita. Il Signore invece ci chiede di andare al cuore, ma soprattutto al cuore nostro, e tirare fuori dal nostro cuore i frutti di bene. Noi tutti abbiamo dedicato un po' di tempo della nostra esperienza e della nostra vita vivendo qui dentro, facendo tante cose, tanti servizi. Prima si accennava anche a questo fatto, 20 anni più o meno. Ci veniva affidato in mano un camion, un CM, con uomini a bordo. Ci veniva affidato un CL carico di munizioni. Ci veniva affidato un carro, un veicolo trasporto truppe. E svolgevamo questo. Ci veniva affidato, vuol dire che qualcuno si fidava. C'erano i corsi, tutto quello che volete. Dove abbiamo sbagliato in questo periodo, in questo tempo? È perché non ci fidiamo più dell'altro, non ci fidiamo più delle capacità dell'altro, non andiamo più in profondità. E allora anche con i ragazzi, magari con i figli, con i conoscenti, i giovani, abbiamo tanta diffidenza e siamo pronti a giudicarli cattivi ragazzi. Probabilmente sarà stato anche un cattivo ragazzo quello che ha sfregiato il monumento.
ma il suo cuore è vuoto o è malvagio? Io non credo sia malvagio. Io credo abbia bisogno anche lui di essere riconosciuto, di essere aiutato, di essere compreso, di essere inserito, di fare squadra, di sentirsi magari anche amato. E allora, siccome dalle piante buone nascono frutti buoni, tentiamo di intervenire anche per far sì che questa pianta, che è la nostra vita, produca sempre più frutti buoni, di solidarietà, di accoglienza, di carità, di amore, di sopportazione anche qualche volta, ma soprattutto di perdono, sapersi perdonare. Ci alziamo in piedi. Fratelli, Dio si dona a noi in Cristo Gesù per renderci santi e perfetti nell'amore. Confidenti nella sua mite onnipotenza, manifestiamo le nostre intenzioni dicendo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa sia fedele nel custodire e condividere il buon tesoro della parola rivelata, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i credenti diano frutti di bontà e diffondano tra gli uomini la fragranza di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il nostro amare sia puro, il nostro pensare sia vero e l'agire trasparente. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché nessuno riceva scandalo dalle nostre fragilità e tiepidezze. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché la partecipazione a questa Eucaristia si traduca in novità di vita a edificazione della comunità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il ricordo del sangue versato, delle sofferenze patite in tutte le guerre, ci sia di rimprovero e stimolo per operare per la concordia, la giustizia e la pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Mettiamo anche le nostre intenzioni personali. Signore, tu che ci insegni a pregare nella verità e nell'umiltà, rendici sinceri e umili, a te graditi in tutte le nostre azioni. Te lo chiediamo per Cristo, Signore nostro, che conosci i nostri cuori e con te vive e regna nei secoli dei secoli. Sedetevi pure. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli del Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, parola e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Egli, che era Dio, annientò se stesso
e col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Perciò fu innalzato sopra ogni creatura ed è causa di salvezza eterna per coloro che ascoltano la sua parola. E noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo con gioia l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre è veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Sottotenente Fabio Santi, pilota veicolo trasporto truppe Vincenzo Passerini, fuciliere Michele Pierpaolo Gallocchio, tenente Marco Nuzzi, generale Vito Catalani e tutti i caduti del reggimento nell'adempimento del loro dovere, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi, San Giusto, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha insegnato a chiamare Dio con il nome di Papà, di Padre. Allora, come fratelli e figli dell'unico Padre, insieme preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona l'olocausto. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Chi farà la comunione, io mi metto qui sotto davanti e viene tranquillamente nella libertà. Ci alziamo in piedi. Signore Dio,
che hai distinta in molti popoli, in umana famiglia, da te redenta, guarda benigno a noi. Aiutaci, Signore, affinché forti della tua fede affrontiamo fatiche e pericoli in genere, nella fraternità di intenti, offrendo sempre i nostri servizi, come abbiamo servito per la patria, pronti nel nostro sereno sacrificio. Fa che sentiamo ogni giorno la voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che i fanti d'Italia, in armi o in quiescenza, siano di esempio a tutti i cittadini. La fedeltà al tuo comandamento e alla tua Chiesa, nell'osservanza delle patrie leggi, nella consapevole disciplina verso ogni genere di esperienza di vita. Concedi alla nostra patria, alle nostre famiglie, di vivere nella serenità, godendo della tua protezione. Affidiamo questa preghiera alla protezione potente di tua madre, Maria, che la custodisca nel suo cuore e ci accompagni nella nostra esistenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace. E buona giornata. Grazie. Soy Starburto o Massalonga?